Ringrazio il Presidente per la fiducia che ha voluto accordarmi, spero di essere all'altezza e ce la metterò tutta per essere all'altezza del Presidente, del ruolo che mi ha affidato e del popolo veneto soprattutto, che ha molte aspettative in questo nuovo corso, in questa 10ª legislatura. Un solo assessore veneziano, ma quello più importante, oltre al ruolo di vice di Zaia, Gianluca Forcolina toccherà il compito di cercare rimedio a una certa scollatura che storicamente esiste tra la città lagunare e il resto del Veneto. Credo che Venezia abbia delle grandi opportunità e rappresenti un'importanza fondamentale per la regione. Credo che il trade union appunto tra comune e adesso conferenza e città metropolitana, temi che andremo a dibattere nei propri mesi con la regione, saranno temi importanti. Tra le priorità la costruzione della città metropolitana, che al momento esiste solo nella norma. Per tradurla in pratica, Forcolina assicura una collaborazione stretta e costante col sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Questo però, tiene a puntualizzare il vicepresidente veneto, non significa che le altre realtà chiamate a farne parte siano meno importanti. Zaia ha pensato anche a questo referato nei miei confronti appunto dei rapporti con la città metropolitana, per cui a breve vedrò Brugnaro e lavoreremo sullo statuto. L'impegno sicuramente che dovremo dare è quello che la città metropolitana, oggi concepita da 44 comuni, abbiano tutti pari dignità e pari importanza, perché il territorio lo merita.